Bella a tutti ragazzi, aspetta che ci ho beccato a battere questo video, un piccolo video che mi hanno portato un box adrenaline, scusate un attimo, scusate io per questo piccolo taglio, ma il postino c'è io Fabino, ma visto lavorano pure 6 a sì, cioè, alle 6 sono l'orario che sto registrando, penso di farlo uscire verso le 7 e mezza, 8, però vabbè. Come stavo dicendo, questo video andremo a, a vedere nelle carte Adriano che mi hanno portato un nuovo box uscito qualche giorno fa. Andiamo a prendere questo veloce, ovviamente già l'ho spacchettato, cioè già ho aperto il box. Mi manca solo vedere le carte e le vedremo insieme. Allora, come prima carta abbiamo un Maldini Stilla, devo dire bellissima carta, super slim. Ovviamente giocate nell'Atalanta, un attaccante, carta numero 443. Ecco qua. Andiamo a prendere pagina 443. Ok, dove sono stato? Ok. 443. Adesso. Ecco qua. 343. Non dovrebbe essere questa la carta delle... No, scusate, mi sono confuso. Mi sono preso un'altra, la seconda pagina. Scusate, adesso c'erano due. Poi abbiamo il logo della Juve. Forza Napoli sempre, non mi è capitato, non ce l'ho messo io. Allora, pagina della Juventus, 163, eccola qua. A fianco di Gregorio. Logo del Bologna. Carta numero 19. Allora, Bologna. Sto Bologna. Ecco. Logo del Milan. Ma penso che questo qua, carta numero 217, penso che dovrebbe essere l'ultimo logo. Ecco la pagina delle carte. Ah no, è pure il doppione. Vabbè, lo mettiamo. Un attimo, mo vedo subito se il doppio. Fammi vedere qua. No, sono tre scudetti per questo tipo di box. Wow, che carte del Como. Allora abbiamo trovato il triade del Como di Strefizza, Baturina e Rodriguez, carta numero 364. Ecco qua. Andiamo a pagina 3 della carta, andiamo a 164, icon, da 2, 3 e 4. Metto solo dovessimo un attimo questa carta, ok. Poi il triade della Juventus, carta numero 370. Guardate, già si a 370. La carta già stava a 370. Un attimo solo, oggi che mi sono accorto che ho messo la carta del Torino, 337 questa, a pagina 370, dove stanno dove sta la seconda pagina della triadi. Questa carta è 377. Quindi ora vado un attimo a mettere nella carta del Torino. 337, 2, 1. Allora, 4, 3, no scusa, sto malato, non può, lo so. Allora, un attimo su... Ok, ecco, non trovavo la numerazione della carta, perciò non... No, questo bene. Abbiamo un'altra triade, la numero 372 del Lecce, di Pierotti, Koulibaly e il Gaso. Quella qua. Carta 372, eccola qua. Che sarebbero queste triadi le multirulo e roba varia. Allora, poi abbiamo
le carte diamanti, 3 carte diamanti, 3 o 4 carte diamanti, non mi ricordo. Sì, 3, ok. Del Torino, carta 404 Nice, eccole qua. 404, ecco qua. Aiuta, per non far allungare più di tanto il video, perché avevo impostato un video di più o meno 7-8 minuti, vi andrò ad elencare solo le carte, poi me le andrò a vedere io dopo per sistemarle. E vi andrò a, diciamo, solo a far vedere dove si sistemano una carta per ogni, diciamo, per ogni tipo, per esempio diamante, influencer. Quella per esempio la prima diamante già l'abbiamo usata. Però vabbè, allora abbiamo una diamante, un'altra diamante dell'Atalanta, cioè quella di Hanor. Eccola qua, la mettiamo così, dopo la mettiamo a posto. Poi un'altra dell'ultimo diamante, cioè di Bartesaghi del Milan. Eccola qua, difensore. Poi le due carte dell'influencer, non so perché due non darei, però vabbè, di Keita, eccola qua. E ora ci sta l'influencer di Soletta, che andiamo a mettere a posto, perché dovrebbe essere un doppione, se non mi sbaglio, sì, è un doppione. Vabbè, poi andiamo, l'ho vista all'ultimo secondo, pensavo che era un'altra carta. McTominay Super Stella, centrocampista del Napoli, è Super Stella, ecco qua, bellissimo, voglio. Andiamo a mettere carta 461, il numero 61, eccolo qua. Aspettate che ho messo sbagliate le carte limited edition, le ho messe nella pagina delle stelle, non me ne ero accorta, però vabbè, le andiamo a posare dopo lo scudetto, cioè a pagina 487, perché non hanno un numero specifico. No, è così. Non vedete, qua di no. Ci sono confuso. Ok. Sistemare. Ok. Vabbè, abbiamo anche la super stella di Toen, quella qua, l'attaccante dell'Udinese, ex attaccante, la super stella di Vasquez, difensore del Genoa, sì, del Genoa. Poi abbiamo la carta a base di Mancini della Roma, che andiamo a mettere a posto, la carta numero 294, sono andato troppo indietro, forse pure prima carta della Roma, sì, prima carta, 89, 90, 91, 92, 93, 94, prima carta per la Roma. Poi abbiamo Makers, che dovrei già averla, centrocampista del Milan. Poi abbiamo Bernabé del Parma, non mi ricordo se già ce l'ho. Attimo, ok. Seconda carta della Roma, Svilar. Poi Coco, difensore del Torino. Artur Arta, centrocampista dell'Udinese. Tra l'altro dovrebbe giocare il Sassuolo. Una carta del Sassuolo, Volpato, centrocampista del Sassuolo. Poi abbiamo, sì, questa qua è una carta speciale, non mi ricordo di che tipo. Non si sembra base, però non è base. C'è Meidi Leris, centrocampista del Pisa,
carta del Napoli, Alessandro Buongiorno, difensore centrale. Nuovo Sfizio, non la metto a posto, la metto a posto dopo, però per Sfizio voglio andare a vedere se già ce l'ho. No, non ce l'ho, ok. Poi abbiamo il portiere della Lecce, Christian Fortun, no, Christian Fruct, non so, Fructul, non so come si pronuncia. Scusatemi i tifosi del Lecce che mi seguono, però vabbè. Se non stanno suonando, hai visto? No. Poi abbiamo Kelly, difensore della Juventus. Un attimo solo. Ok. Ora abbiamo Simone Perilli, del portiere della Verona. Giovanni Di Lorenzo, il capitano del Napoli. Ecco qua. Antonio Gallo, difensore del Lecce. Sì. Nico Gonzalez. No, Gonzalez. C'è l'attaccante della Juventus. No, perché queste carte? Cioè, io le metto a posto prima un secondo e già si scombinano. No. Come sei? Un attimo, si stanno qua. Ok. Poi abbiamo Danil Moschera del Verona. Poi abbiamo io ho appena visto una carta. Mamma mia, aiuto. Vabbè, abbiamo Ronaldo Mandragora, centrocampista del Verona. Guardate che ho trovato. La limited edition. Not limited edition, no vabbè. No vabbè. No vabbè. Tra l'altro, qui è la limited edition che ho appena visto, oltre a questa qua. È la terza carta consecutiva in un box del Napoli. Guardate qua. Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter. Limited edition su carta Super Steel. Eccola qua. Le metto tutte e due, le metto a fianco alle altre limited edition. Aiuto. Questo box è proprio, devo dire, un bel box. Mi sta piacendo. Fino adesso mi è piaciuto. Allora, dove stanno le... Eccole. La mettiamo qua a fianco al Lautaro. Ora andiamo a prendere questa qua. Vi dico solo una cosa, limited edition Napoli, centrocampista. Non è né De Bruyne né McTominay, eccolo qua, il metronomo del Napoli. Aiuto. Lobotka, aiuto, troppo forte Lobotka. Lo mettiamo qua. Ok, ora abbiamo le ultime carte che sono, fatemi vedere un attimo se sono tutte impatto. Altre limited edition. Ok, allora in pratica abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 limited edition più altre, cioè no 7 limited edition, 7 impatto, scusate. Tra l'altro l'impatto limited edition, guardate la solita. Fammi vedere se tutte sono limited edition impatto. No, tranne uno che poi vi isolerò. Poi abbiamo altre due limited edition. Poi abbiamo un guanto d'oro e poi una Air Force. Allora, partiamo con la prima impatto limited edition. Che non hanno il numero. Quindi forse perché sono limited edition che andiamo a mettere tra le limited edition che abbiamo, cioè Fazzini Limited Edition. C'è un trompista davvero uno. Impatto. La andiamo a mettere qua. Poi impatto P Esposito. Limited Edition. Inter. Attaccante Inter. Ok. Marianucci Limited Edition impatto
eccola qua. Lo sto mettendo tutte nella pagina limited edition così che non mi confondo, perché stanno tutte le limited edition qua. Poi abbiamo un'altra, la limited edition base, cioè la carta delle Super Silla. Sì, sono la carta, sì, è Super Silla, tipo la tipologia della carta, però aggiornate al limited edition e basta. Eccola qua, quella là di Ferguson, centrocampista del Bologna. Andiamo a mettere qui. Ok. Calulu limited edition. Ecco. Tra l'altro io non sapevo dell'esistenza di... Ma io questi Nico Pazzi? Ah no, pensavo fosse Nico Pazzi. Vabbè, no, poi io non sapevo dell'esistenza di queste limited edition con la carta delle Superstella e nelle limited edition Impact, cioè non sapevo proprio l'esistenza, era rimasta la kick-off, però vabbè. Poi abbiamo appunto Rodriguez, un attaccante del Como, impatto super, cioè impatto limited edition. Metto la pagina dopo. Ho completato la prima pagina della limited edition. Poi abbiamo Gronbeck, sì, centrocampista, impatto limited edition Genoa. Eccola qua. Poi abbiamo la penultima carta, sì, la penultima carta limited edition, impatto, c'è Camarda del Lecce. Eccola qua, attaccante del Lecce. Comunque il video è durato più di quanto pensavo, però vabbè. Poi abbiamo Guanto d'oro del Como Butez. Eccolo qua. Carta numero 383. Mi mancavano queste numerate. Andiamola a mettere. Dove stanno le 300? No, ok, perciò non lo trovo. Quanto d'oro? Eccolo qua, 383. 1, 2, 3. Life Force nell'Atalanta di Mistiti e Ien, eccole qua. Carta numero 406. E poi voglio, prima di concludere con l'ultimo impatto, non limited edition, per fortuna ero pure stanco, pensavo che questo video duravano 8 minuti, 10 minuti, massimo 15, giusto per... Invece io sto a tipo 30 minuti di registrazione e tra stop varie, roba varia, editazione varia. E voi diciamo lo vedrete in 20 minuti più o meno, 18-20 minuti, però vabbè. Abbiamo poi l'impatto di De Bruyne, doppione, eccola qua, fatemi vedere se è doppione, 429, sì, la potrebbero fare anche limited edition, però vabbè. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, nel prossimo partito delle ultime due giornate di Serie A dopo, verso le 8, 8 e mezza. E scusate, sto ancora un po' influenzato, però va bene. E mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!